sono Sabrina di Qual Buon Veneto e oggi vi racconterò qualcosa sul nostro ultimo viaggio a Chioggia. Situata a sud della laguna di Venezia, l'origine di Chioggia pare si colleghi alla leggenda di Enea, mitico eroe fuggito alla distruzione di Troia. Questa città particolare e unica ha vissuto tempi di grande splendore grazie al commercio del sale, ma dopo le guerre tra Venezia e Genova si sostenne soprattutto con la pesca, attività ancora oggi molto praticata. Ed è sul mare e sulla pesca che molte curiosità e credenze si sono tramandate fino ad oggi, come quella che parla della notte di ogni santi o quella dei morti. Quelle notti non troverete un solo pescatore disposto a uscire in barca. Arrivati in centro città, non può mancare una tappa all'antica osteria al cavallo. L'edificio ha una storia molto antica e i titolari sono sempre felici di raccontarla. Ora attraversiamo Corso del Popolo, il cuore pulsante della città, per arrivare a Piazza Vigo, dove facciamo conoscenza col famoso gatto de Ciosa. Ci sono alcune leggende su questo famoso felino. La più simpatica secondo noi è quella che narra di un gatto che, stanco di subire le angherie dei leoni di San Marco, scappò a Chioggia, inseguito da 4 di loro. Arrivato in città non poté trovare nascondiglio migliore che la sommità della colonna di Piazza Vigo, dove, vista la piccola superficie del capitello, i 4 leoni non poterono salire. Si sedettero quindi sul vicino ponte aspettando che il gatto scendesse e sono lì ancora oggi ad aspettarlo. I riflessi, i colori, i profumi, il cibo e molto altro rendono Chioggia una città unica, sospesa tra mare e laguna, tra moderno e antico, tra storia e leggenda.